Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, la cacciata di Tony Darè dalla Lega per l'insulto che è stato rivolto a Matteo Salvini. Oggi conferenza stampa dell'europarlamentare per reagire, per rispondere alle accuse a questa cacciata. Tra pochissimo sentiremo in diretta Christian Arboit, che è in compagnia con l'europarlamentare. Andiamo subito. Adesso tra poco li vediamo assieme, per cui siamo collegati anche con altre nostre emittenti e vediamo se Nicola Zanetti sta facendo un'introduzione e gli darà la linea tra pochissimo. Eccoci. Buongiorno a studio. Non ci troviamo in un palazzo del potere, non ci troviamo in una segreteria di partito, ci troviamo in un autolavaggio, quello che da decenni è di proprietà di Gian Antonio Darè. Gian Antonio Darè che vuole ritornare alle origini da tutti i punti di vista, dice voglio ritornare all'impresa ed è tornato da qui non a caso, per dire com'è andata ieri sera. Partiamo da qui, questo rede razione. Sì, partiamo dall'autolavaggio, che è quello che mi ha permesso di fare politica, che mi ha permesso di vivere, di mandare mia figlia all'università e fare politica soprattutto dopo aver lavorato. E lei a questo ci tiene, lo sottolinea spesso, soprattutto ultimamente. Sì, ci tengo, lo sottolineo, anche perché, ripeto, per fare politica bisogna avere un lavoro proprio. Purtroppo qualcuno la politica la fa per avere un lavoro. In Lega ce ne sono troppi che non hanno un lavoro e fanno solo politica? No, ci sono le persone per bene e ci sono anche quelli che pensano di vivere di politica. Forse per essere veramente liberi da ogni pensiero, fare politica vuol dire prima avere una propria attività e quindi nei momenti cruciali e nelle scelte e nelle scadenze elettorali essere sereni di poter avere comunque un dopo, anche se non fai più politica. Fra poco parleremo del suo dopo, che comunque è nella politica senza dubbio. Ritorniamo alla serata di ieri, a questo direttivo regionale che ha dato il via all'espulsione. Il 15 di marzo ci sarà il provvedimento definitivo adottato da via Bellerio. Come è andata ieri sera? Ieri ha stupito non pochi, perché non tutti l'aspettavano. Lei si è presentato, ci ha messo la faccia a dare. Sì, mi sono presentato, ero membro del Consiglio Direttivo Nazionale, ero stato invitato, sapevo di essere l'oggetto della discussione, ma è giusto andare, presentarsi, portare le proprie ragioni e dopodiché la scelta era del Consiglio, che è stata fatta, si sapeva benissimo come sarebbe andata a finire, ma è giusto andare perché davanti a, piuttosto di dire non si è presentato, ho preferito dire vado, dico quello che dovevo dire, mi sono così espresso per tutto e tutti i particolari, dopodiché me ne sono andato perché giustamente la discussione non poteva avvenire in mia presenza. Ecco, lei è ritornato anche sull'offesa, su quel cretino pronunciato appunto nei confronti di Salvini, l'ha motivato politicamente. Lei dice non è stata una semplice offesa. Sì, era una discussione. Nella lunga intervista che il giornalista di Repubblica mi ha fatto, gli ho detto certo che se si va in carcere da rappresentante nazionale di un partito e da soprattutto Ministro della Repubblica si va a trovare subito uno che è stato arrestato, anzi incarcerato, non è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ho detto bisogna essere, solo un cretino può fare una cosa del genere, ma non era un cretino rivolto alla persona, era un cretino diciamo come affermazione politica che assolutamente ci stava, come dalle nostre parti a volte si dice sei un mona.
Ecco, se usava magari quel termine, forse le conseguenze non sarebbero state queste. No, ma il problema è che il giornalista di Repubblica non avrebbe capito cosa voleva dire, quindi ho preferito farlo a livello nazionale, ma insomma queste sono cose che succedono, ripeto, non era un'offesa diciamo a Matteo Salvini come persona, ma era un'affermazione politica, ripeto, questo è stato il mio pensiero e quello che ho ribadito all'interno del Consiglio nazionale, e dopodiché giustamente hanno preso le loro decisioni che io accetto. Ho detto subito non farò nessun tipo di ricorso, accetto con serenità quello che hanno fatto. Io continuo e rimango nella Lega Nord, come l'ho detto ieri sera a tutti, e si va avanti, insomma, si gira pagina. Ma è uno scisma questo, perché lei resta in un partito che di fatto la vuole espellere, la espellerà, quindi come la risolviamo questa faccenda? Ma ripeto, da questo partito sono iscritto da 40 anni, quindi mi potranno togliere la tessera, ma non l'idea, anche perché io la tessera ce l'ho nel cuore, quindi rimango. Questo è uno scisma. Scisma, il 9 giugno si capirà se quello di ieri è stato un passaggio fondamentale. E a proposito del 9 giugno, appunto, si apre un fronte, quello di Vittorio Veneto. Vittorio Veneto, comune da sempre tra i più leghisti, lei è stato sindaco, appunto, storico di Vittorio Veneto, poi appunto segretario nazionale della Lega. E lei cosa farà? Correrà da solo? Presenterete una lista vostra, sua? Farò sicuramente il consigliere comunale. Certo non posso fare il consigliere comunale con il segretario Stefani, che mi ha appena espulso. Quindi, entrando nel merito della vicenda appunto vittoriese, la sua lista non potrà prescindere per esempio da Posocco, che era dato come candidato per il centrodestra. Posocco viene con lei? Ma Posocco viene con me sicuro. E tra l'altro... E io sono con Posocco. Questa è un'affermazione non da poco. Tra l'altro, come nota di colore, vi dico che poco fa si è presentato anche l'ex sindaco di Vittorio Veneto, Tonon, sindaco di centrosinistra. Le ha portato i suoi saluti o c'era dell'altro da Re? No, ha portato i saluti, la solidarietà, siamo da 20 anni insieme in Consiglio Comunale. Lui è stato sindaco, io sono stato all'opposizione, io ho fatto il sindaco e lui era dall'altra parte e quindi è andata così, insomma 20 anni fatti assieme dove ci siamo confrontati, anche a volte scontrati, però rimane diciamo la vicinanza di due persone che fanno politica in due partiti diversi, ma che sicuramente hanno assieme il bene della città di Vittorio Veneto. Vittorio Veneto che fu teatro nel 1988 del primo compromesso storico. Sì, effettivamente sì, è stato il compromesso storico, nasce da Vittorio Veneto prima che a livello nazionale, però mi pare che portarlo ai giorni adesso credo proprio di no, Però insomma Vittorio Veneto come laboratorio politico, questo sì. Ma Vittorio Veneto sono passate 2 guerre mondiali, quindi non abbiamo paura di niente. Di una terza guerra mondiale politica, chiamiamola così. Beh, quella è già iniziata. Quella è già iniziata e lei insomma ci ha messo del suo. Sì, ci ho messo tanto. E senta, Dare, ecco, ha sentito Zaia, insomma il suo cellulare sta brulicando di messaggi, telefonate. Sì, ci sono state tantissime telefonate, ancora non ho risposto a nessuno, anche perché ripeto diciamo con la conferenza stampa e così, quindi non ho neanche guardato chi mi ha chiamato oggi. Quindi questo weekend sarà dedicato appunto a... Sì, risponderò a tutti con calma, anche perché un'infinità di messaggi e questo mi rende particolarmente felice e sereno. Anche perché potrebbero essere futuri colleghi del nuovo partito, del nuovo movimento, insomma, nuovi adepti. Si gira pagina e avanti a tutta. Senta Dare, prima ha detto anche un'altra cosa relativa alla posizione debitoria della Lega, del Partito Nazionale.
La posizione? E debitori e debiti della Lega. Ma i debiti sappiamo benissimo che la Lega nazionale, diciamo la Lega Nord ha in seno quei 49 milioni che purtroppo bisogna restituire, i debiti vanno onorati. Quindi il segretario dovrebbe occuparsi di questo anche. Soprattutto di questo. Lo dice da imprenditore questa cosa, insomma i debiti vanno pagati. Beh, dai imprenditori i debiti vanno pagati, anche perché i libri vanno in tribunale dopo se non paghi i debiti. Quindi da oggi, da Vittorio Veneto, parte la nuova Lega. Primo step Vittorio Veneto, secondo step le regionali del 2025. Ma è chiaro, adesso tutto è incentrato sulle europee e poi chiaramente il giorno dopo si parlerà di Regione Veneto. Ultima battuta, lei ha detto qua la Lega si sta occupando troppo del ponte sullo stretto, occupiamoci del ponte di Vidor. Ma penso che il ponte di Vidor sia più necessario del ponte di Messina, per il semplice motivo che qua siamo nel mitico nord-est e il mitico nord-est ha bisogno di infrastrutture che bisogna fare. Quindi la Lega Nord, la vera Lega Nord, lei dice, sta con Darè, la Lega salviniana con Vannacci. Beh, credo che Vannacci non abbia niente a che fare né con la Lega Nord e neppure con la Lega Salvini. È un opportunista che cerca visibilità e che probabilmente il segretario Matteo Salvini darà. Per lei ieri sera si è aperta una nuova fase politica, lei non molla, lei va avanti, insomma, la vedo bella motivata. La politica l'ho fatta sempre per passione, prima facevo il mio lavoro e di notte facevo politica, adesso ho più tempo. Ai leghisti all'ascolto che cosa dici? Ma teniamo duro, tutto cambia e tutto passa. Grazie. Ma la Lega resta, la Lega Nord resta. Tutto cambia ma la Lega Tutto cambia, tutto passa, ma la Lega Nord resta. passa anche Salvini. Certo che sì. Grazie Gian Antonio Darè. Con Nicoletta Rizzetto da San Vendemiano restituiamo la linea studio. Grazie molte a Christian Arboit. La Lega Nord resta, ha detto Gian Antonio Darè, ed è un avvertimento, quasi una minaccia nei confronti di chi lo ha voluto espellere. Sentiamo cosa ha detto ieri sera Alberto Stefani, segretario regionale della Lega, che poi sarà qui in studio alle 13. Alle 13 Alberto Stefani, sentiremo la sua versione su questa espulsione di Gian Antonio Darè. Sentiamo. Il voto è stato fatto dal direttivo, quindi adesso siamo al lavoro già sui temi che dobbiamo affrontare nel corso delle prossime ore, tra cui l'autonomia, quindi io penso ai temi, ai risultati che dobbiamo portare a casa. Però questa decisione comunque è una decisione che fa male. Sono decisioni che sono state assunte da un direttivo regionale che è stato votato dai militanti, quindi da un congresso tanto richiesto da tanti militanti, e quindi sono decisioni che sono sempre state assunte nella storia della Lega. Vi ringrazio, vado a lavorare. Alberto Stefani ieri sera, dopo la decisione del direttivo regionale della Lega su Gian Antonio Darè, sarà qui alle 13 Alberto Stefani. Intanto è attesa, vediamo la cronaca nera, è attesa per oggi la sentenza per l'omicidio di Giulia Rigon, la giovane uccisa il 19 dicembre del 2021 a Bassano del Grappa all'interno di un camper che veniva utilizzato come abitazione. Accusato del delitto il fidanzato della giovane Enrique Cappellari, 30 anni, da 2 anni in carcere. La procura ha chiesto l'ergastolo. Secondo le perizie dell'accusa la ragazza sarebbe stata colpita con calci, pugni e ginocchiate, sarebbe morta a causa dello sfondamento del torace con conseguente arresto cardiocircolatorio. Cappellari si è sempre dichiarato innocente, la sentenza è attesa per oggi pomeriggio, la Camera di Consiglio sarà intorno a mezzogiorno. Andiamo intanto andiamo da Sharon Di Carlo. C'è stato un incidente gravissimo a San Zenone degli Ezzelini, siamo nel Bassanese. Una giovane donna è stata investita da un'auto e sbalzata fino all'interno di un giardino di una casa privata. A te Sharon.
Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. L'ho detto lei, tragedia sforata qui a San Zenone delle Zelini, esattamente qui in via Risorgimento. Io e Alessandro Costacurta alle immagini vogliamo raccontarvi esattamente quello che è successo. Erano le 21:15 quando la 24enne ha attraversato questa strada. Vieni Alessandro con me, quando un'auto probabilmente dalla corsia opposta, una Citroën verde, l'ha toccata, un impatto talmente forte, direttore, che la ragazza è stata sbalzata qui, esattamente in questo punto. Per discastrarla da questo punto c'era un albero, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Asolo, che hanno tagliato addirittura la recinzione di ferro che vediamo in questo momento appunto mancante, per permettere al SUEM 118 di intervenire e appunto prestare soccorso alla ragazza che fortunatamente non è in pericolo di vita, ha riportato delle fratture, però comunque sta bene. Direttore, probabilmente la ragazza stava tornando a casa, perché Alessandro, seguimi, ho scoperto che vive esattamente qui in questa casetta, a pochi metri dal luogo dell'incidente, esattamente qui al civico numero 30. Ho provato a suonare per parlare con la famiglia, ma sono tutti sotto shock, quindi hanno bisogno di tempo e di riservo per appunto capire anche quello che è successo. Comunque la ragazza al momento sta bene. Da San Zenone delle Zelini è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie a Sharon Di Carlo. Vediamo una tragedia sfiorata a Godego, in un laghetto di una ex cava. Hanno rischiato la vita 3 persone. Sentiamo il servizio di Alex Giuliano. Potrebbe essere un malore dovuto all'eccessiva velocità di risalita la causa che ha compromesso le normali operazioni di emersione a 3 subamatoriali intenti a riemergere dallo specchio d'acqua in cui si erano immersi, profondo una trentina di metri. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di giovedì, poco dopo la mezzanotte, nel laghetto dell'ex cava in via Pagnana a Godego. Sul posto i carabinieri della compagnia di Castelfranco e il personale del SUEM 118. Il più grave è un 60enne di Bussolendo nel Veronese che si trova attualmente ricoverato in condizioni molto gravi in camera iperbarica presso l'ospedale di Marghera, mentre gli altri 2, un 26enne veronese e un 44enne del Vicentino, sarebbero fuori pericolo. Accertamenti sono tuttora in corso da parte dei carabinieri. Al momento si escluderebbero profili di responsabilità penale. E andiamo a Montebelluna, dove c'è stata ieri sera, poco prima delle 22, in una sala slot, una rapina in piazza Parigi. 2 uomini con il volto travisato, uno armato, sono entrati nell'esercizio commerciale minacciando dipendenti e clienti. Si sono fatti consegnare l'incasso della giornata, che non pare essere ingente. Tanta paura per i presenti, ma fortunatamente nessun ferito. Poco fa i carabinieri hanno individuato e bloccato i presunti responsabili. Si tratta di 2 giovani del posto già noti alle forze dell'ordine, recuperati gli abiti verosimilmente utilizzati per il colpo ed un fucile ad aria compressa. Adesso andiamo alla rapina di Chiarano, un fatto gravissimo. 2 uomini armati erano su uno scooter, hanno sparato alle gambe ad un 37enne kosovaro. Vediamo se ci sono novità nel servizio della nostra redazione di Treviso. È crollato a terra a pochi passi da casa. 2 colpi di pistola che hanno squarciato il silenzio di questa zona residenziale. Lui ha sentito i spari, però non ha sentito aiuto, ma una signora è scesa e allora noi altri non avevamo gambe, tesoro, e allora non potevamo neanche dargli aiuto. Odori altrui. A che ora era? Quando, più o meno? Che ora era? 7? È 7 perché mi era in bagno e lui era su che gli era andato a repano. Sono 7 così?
No. Io ho sentito di stio spari. Sto a fiolo che e dopo si dava aiuto. Aiuto, si è buttato su me righiera là. Sotto shock i due anziani che abitano di fronte al luogo dove è avvenuta la sparatoria. È accaduto alle 7 del mattino. L'uomo, 37 anni di origini kosovare, scende dalle scale della sua abitazione per andare a prendere l'auto parcheggiata lì vicino e recarsi al lavoro in un'azienda di Noventa di Piave. Pochi istanti, la vittima esce dal cancello, percorre una cinquantina di metri, alle sue spalle due malviventi in scooter. Volti travisati da caschi integrali, giubbotti scuri. Uno ha in mano una pistola, piccolo calibro. Passano accanto al 37enne e fanno fuoco. 2 colpi sparati, uno lo raggiunge alla coscia, il proiettile entra ed esce. L'altro, potenzialmente mortale, lo attinge al fianco, raggiungendo l'addome. Sono attimi di terrore. Il kosovaro fugge verso casa e crolla vicino a questo cartello stradale in una pozza di sangue. Un agguato in piena regola. È la tecnica utilizzata dalla criminalità organizzata, ha detto il procuratore della Repubblica di Treviso, Marco Martani. Indagini a 360 gradi da parte del nucleo investigativo dei Carabinieri di Treviso. Sul posto è stato rinvenuto uno dei 2 bossoli, la zona transennata, le prove repertate. Ad accorrere per prima la moglie, che lo ha coperto con un piumino in attesa dei soccorsi. L'uomo è stato elitrasportato in ospedale a Treviso e subito sottoposto ad un intervento chirurgico. Non è in pericolo di vita. Solo lui potrà far luce su questa inquietante vicenda. Fra le ipotesi, quello di un giro di droga, di soldi o un prestito non restituito. Tutto al vaglio degli investigatori. Effettuati accertamenti anche nella casa della vittima, da dove i carabinieri sono usciti con un sacchettino con degli indumenti e sulla macchina. La moglie accompagnata a casa e poi in caserma. Il 37enne avrebbe piccoli precedenti con la giustizia. Ore di angoscia a Quero, in comune Setteville, siamo nel Bellunese, per la sorte di Paola Collavo, 50 anni, che da mercoledì pomeriggio non dà più notizie di sé. La donna collaboratrice scolastica non è rientrata da scuola e la famiglia preoccupata ha immediatamente lanciato l'allarme. Paola Collavo si è allontanato a bordo della sua Fiat Panda di colore blu targata BV896DR, che è stata ritrovata stamattina in località Cancellato di Valbrenta, in provincia di Vicenza, a 800 metri dal rifugio Scarpon, nelle vicinanze del Sacrario di Cimagrappa. I vigili del fuoco sono sul posto insieme alle forze dell'ordine. Le operazioni sono complicate per l'abbondante nevicata che ha interessato la zona, che si trova sopra i 1500 metri di quota. È stato attivato anche il personale del soccorso alpino. Paola Collavo è di corporatura media ed è castana. Adesso parleremo indirettamente di Autovelox. Rivelazioni sono state fatte stamattina dal candidato sindaco di Cadoneghe, Enrico Scacco, che vedo in compagnia di Chiara Gaiani. A te Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori, lo hai presentato tu, sono proprio con Enrico Scacco all'interno della Biblioteca Civica di Cadoneghe, dove si è conclusa da poco una conferenza stampa, novità sulle 58.000 multe elevate dai Velox installati lungo la strada del Santo. Sappiamo che è aperto anche un procedimento penale che coinvolge 2 agenti della polizia locale di Cadoneghe. Uno di questi è Gianpietro Moro, il facente funzioni. Questa settimana il Tribunale di Padova doveva decidere sul rinvio a giudizio, ma purtroppo questa persona non sta bene e quindi è tutto rimandato a giugno. Il facente funzioni Moro, Enrico Scacco, ha inviato una documentazione al Consiglio Comunale. Lei si è preso la briga di leggerla con il gruppo con cui si sta preparando alle amministrative del prossimo giugno. Emergono delle cose molto interessanti da quanto ha inviato. Ma emergono delle cose molto gravi, più che altro perché la ricostruzione fatta in questi mesi dal sindaco cade di fronte alle prove evidenti che ci sono, e sono le prove documentali contenute in questa memoria che ha scritto il facente funzioni Gianpiero Moro. È chiaro che qui c'è una responsabilità politica molto forte. Il sindaco non solo ha voluto lui gli autovelox, lui e la giunta hanno deciso di installarli perché ritengo loro volevano fare cassa, c'erano problemi economici che
riguardavano il comune, la cosa è sfuggita di mano e anche durante il periodo di prova, voi sapete è obbligatorio un periodo di prova per testare i misuratori di velocità prima che diventino attivi, già in quel periodo lì, in quella fascia lì c'erano migliaia di multe, si parla di 3.000, 2.000, 1.800 multe e il sindaco scriveva, ho portato le fotografie dei WhatsApp tra sindaco e Giampiero Moro, diceva bene, molto bene, quindi il sindaco sapeva tutto e approvava. Ecco, questa, noi ovviamente abbiamo sentito varie volte il sindaco Chiesaro, su questo la ricostruzione è diversa, il sindaco peraltro, ricordiamolo, prima della fine dell'anno ha avviato il procedimento per l'annullamento di tutte le multe, resta comunque anche un grande malessere che si vive all'interno del comune. Lei stesso è stato multato, Enrico Scacco? Assolutamente, io ho ricevuto 2 multe in quel tratto di strada, poi io lavoro a Cadoneghe, sono amministratore condominiale, amministro alcune delle persone che sono state multate, che sono venute da me a lamentarsi di questa situazione. I pannelli non erano stati messi in maniera così evidente per poter segnalare la presenza dei velox, insomma è stato fatto un pasticcio, un grosso pasticcio. Il problema qual è? Che la responsabilità politica mi sembra molto chiara, questa documentazione certifica che il sindaco sapeva e guardi, se posso dire anche sull'annullamento staremo a vedere. Sul rimborso posso purtroppo garantire che non verrà rimborsato un euro perché altrimenti sarebbe danno erariale per il comune di Cadoneghe. Ci sono già delle sentenze definitive della Cassazione che stabiliscono che una multa, ancorché illegittima pagata, non può essere rimborsata dall'erario. Ecco, ovviamente noi continueremo a seguirla questa vicenda. Il giudice di pace si è pronunciato anche in questi giorni perché ci sono vari procedimenti che vanno avanti sugli annullamenti, sono stati annullati ovviamente le multe anche dal giudice di pace. Sappiamo appunto che il comune sta procedendo a vagliare una a uno gli atti amministrativi, le richieste di annullamento che sono state fatte dai cittadini, insomma davvero una vicenda molto anche difficile da affrontare. Allora ringraziamo Enrico Scacco, però in un flash. Sì, allora siccome il sindaco ha dichiarato che questi screenshot sono falsi, c'è una perizia terza che stabilisce che è tutto vero. Va bene, allora noi ringraziamo Enrico Scacco, ringrazio il collega Cristian Rocchi Aiende per la collaborazione tecnica. Da Cadoneghe restituisco la linea. Grazie Chiara Gagliani e Enrico Scacco, candidato sindaco a Cadoneghe. Andiamo subito a Chioggia perché c'è un asse che si è formato tra agricoltori e pescatori nella lotta contro le politiche dell'Unione Europea. Andiamo subito in diretta da Ilaria Marchiori. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Come vedete siamo qui insieme ai rappresentanti, eccoli qui, insieme ai rappresentanti degli agricoltori, dei pescatori e anche degli allevatori. Ci troviamo qui al porto di Chioggia, grazie alle immagini di Simone vi possiamo far vedere anche tutti i trattori che sono posizionati proprio qui. Sono arrivati questa mattina presto, molti dal Padovano, altri dal Vicentino e altre province della nostra regione. Sono qui per un motivo specifico, innanzitutto gli agricoltori per portare anche i pescatori, un'altra categoria penalizzata, ma soprattutto per lanciare un chiaro messaggio. Innanzitutto siete anche arrabbiati? Certo, siamo arrabbiati perché noi siamo stati venduti dall'Europa. Una volta l'Italia era il giardino dell'Europa, è andata, capito, l'immondizia dell'Europa. I nostri cereali non valgono nulla, lavoriamo solo per fare pari. Siamo qua in porto, vediamo che arrivano camion, caricare i cereali. C'è il porto pieno di cereali, noi dobbiamo partire con la stagione nuova e non c'è prezzo di cereali. È giusta questa cosa, i nostri superiori che sono al governo ci scontrano queste cose. Ecco, voi avete detto anche di sentirvi soprattutto abbandonati dalle istituzioni e anche dalla politica locale. Sì, perché sembra che ci aiutino, tutti ci vogliono aiutare, tutti fanno, ma a me sembra che non fa niente nessuno. Forse aderiscono alla fai te, fai me e non fa niente nessuno. Questa è una cosa che in Italia è il primo, come si può dire, non voglio dire la prima azienda italiana che sono tutti iscritti, la maggior parte di chi ha un posto fisso. Si chiama fai te, fai me e non fa niente nessuno. A questo punto dobbiamo darci da fare noi per riscontrare i nostri prodotti, di vedere quello che è possibile per vendere e non rivendere e non lavorare continuamente in perdita. Abbiamo già avuto a che fare con le istituzioni, sono venuti, come si chiamano, assessori della regione, hanno discusso anche a Padova, a Treviso, tutti ne hanno parlato, tutti parlano ma non fa niente nessuno, il governo in primis e come seconda che sarebbe l'Europa, però il governo in prima fila che ci dovrebbe aiutare in tutto,
per primo per andare in Europa. Noi non possiamo andare in Europa a parlare. Se noi ci uniamo con gli agricoltori europei esce la fine del mondo, perché a questo punto succede il patatrac, perché a questo punto se andiamo a aiutare i francesi, andiamo a aiutare gli olandesi, i tedeschi, a questo punto non ci sarà più l'Europa, sarà tutto distrutto, perché le cose vanno sempre peggiorando, giorno per giorno, non solo per noi, andranno peggiorando anche per le fabbriche e la gente che sta a casa. La gente sta morendo di fame, non hanno uno stipendio, nessuno può riuscire a rientrare su tutto quello che devono rientrare, tra debiti e il resto. La situazione è davvero esasperata, qui c'è anche un rappresentante dei pescatori, siete arrivati qui da Scardovari, la situazione è drammatica anche per voi. La situazione è drammatica, già da luglio dell'anno scorso noi stiamo combattendo una battaglia immane contro questo granchio blu che ha sconvolto tutta la nostra economia, 1500 famiglie a casa da lavorare, reddito zero, e chiediamo da 6 mesi a sta parte aiuti dalla regione e dal governo per cercare di resistere da questa avversità che sta sconvolgendo un territorio, un ambiente lagunare come il nostro del Delta del Po. Aiuti che avete chiesto da molto ma che non sono arrivati. Aiuti che, come dicono i nostri amici agricoltori, faremo, bisogna, ma che se non fanno loro chi lo fa? Noi no. Più che lavorare e metterci del nostro non riusciamo, già abbiamo messo oltre 1 milione di euro per la cattura e lo smaltimento di questo granchio, però al momento non abbiamo avuto pochissimi aiuti dal governo e non ci ascoltano in pratica. Siamo andati anche a Bruxelles, in questi giorni proprio il presidente nostro è appena ritornato ieri a Bruxelles per esporre la nostra situazione, sperando però, diciamo che sperare sempre non è che si va avanti, abbiamo bisogno di cose concrete ormai, siamo stanchi. Vi sentite abbandonati? Siamo abbandonati dalle istituzioni. Purtroppo leggi, burocrazia, come dicono gli agricoltori, ripeto, tutti dicono bisogna fare, ma bisogna fare, chi lo fa? Grazie, un'altra, prima di salutarci, lei vuole dire anche un'altra cosa? Sì, abbiamo invitato tanti politici oggi, alla fine ci hanno lasciato qui da soli nel nostro marasma, tante promesse, ma quello che interessa a loro sono gli interessi politici per loro. Grazie, allora prima di salutarci, nonostante siano comunque esasperati e lottino già da molto tempo, hanno deciso di dedicare anche, approfittare per questa diretta per fare un augurio a tutte le donne. Siete bellissime! Ecco, allora ringraziamo tutti i nostri ospiti qui da Chioggia, restituiamo la linea allo studio. Grazie molto, soprattutto auguri a Ilaria Marchiori. E ovviamente seguiremo gli agricoltori, gli allevatori, i pescatori in questa loro battaglia. C'era anche Simone Merlo, il nostro operatore. Torniamo nel Bassanese, nell'Alto Vicentino, dove sono intervenute le Fiamme Gialle con un'operazione contro i cibi alimentari scaduti in supermercati ed esercizi. Vediamo. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno sequestrato prodotti alimentari scaduti in quanto potenzialmente dannosi per la salute, tra cui pasta fresca e condimenti, esposti per la vendita ai consumatori in un negozio di una nota catena di supermercati nel comune di Cassola. Un'operazione di controllo finalizzato alla tutela della sicurezza dei prodotti alimentari destinati ai consumatori, con i militari che hanno applicato a carico del trasgressore e della società, quale obbligato in solido, una sanzione amministrativa di 7.000 euro. Sempre le Fiamme Gialle, in un minimarket etnico di Tiene, hanno messo i sigilli a 262 prodotti alimentari privi delle informazioni previste dalla normativa in lingua italiana. Nel corso del controllo i finanzieri hanno anche riscontrato la presenza di un lavoratore in nero. 2 le denunce alla procura per violazione delle leggi sull'immigrazione e locale chiuso. 8 marzo, festa delle donne, e noi riteniamo che le donne vadano festeggiate tutti i giorni, dopodiché è un'occasione per appunto ricordare tante figure femminili che hanno fatto parte della nostra storia e purtroppo anche le vittime del femminicidio, una giornata che proprio alle donne fa riferimento. A Padova è stata una giornata comunque di scioperi e di proteste. Insieme siamo partite, insieme torneremo,
l'8 marzo in piazza a Padova. In centinaia, nonostante la pioggia, si sono ritrovate questa mattina in piazza Garibaldi per la manifestazione dedicata alle donne. Quest'anno, per l'8ª volta consecutiva, è soprattutto una giornata di sciopero a cui donne e uomini hanno aderito per protestare contro la violenza di genere e contro il patriarcato. Il patriarcato è un sistema e quindi le risposte politiche devono essere risposte strutturali. Il patriarcato parte dalla... ci sono indefinite forme, noi oggi le stiamo denunciando tutte nello sciopero contro la violenza patriarcale, dalla disparità salariale fino ai femminicidi, che è la punta dell'iceberg, così diciamo. Gli interventi che noi chiediamo allo Stato e al Governo sono educazione sessuale in tutte le scuole di ogni ordine e grado, dei più finanziamenti ai centri antiviolenza per garantire dei percorsi di fuoriuscita dalla violenza di genere. E chiediamo un reddito di autodeterminazione, perché senza autonomia economica non c'è libertà per le donne. Il corpo è mio, decido solo io, e non il vostro Stato, e non il vostro Dio. Sono 20 le vittime dei femminicidi dall'inizio di quest'anno e 1210 le donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza, in questo caso a quello di Padova, 1 su 4 ha meno di 30 anni. Maltrattate, oggetto di persecuzione dal compagno attuale o dall'ex. In 8 casi su 10 sono gli uomini che dicono di amarle e usare violenza sulle donne. Donne che hanno assunto nel 2023 una consapevolezza maggiore, secondo i dati forniti in occasione dell'8 marzo dal Centro Antiviolenza di Padova. 1210 le donne accolte, tra quelle che hanno chiesto aiuto per la prima volta dopo 34 anni di attività del centro, 1 su 4 ha tra i 18 e i 30 anni, e questo grazie a Giulia Cecchettin e alla sua famiglia, che nonostante la tragedia che li ha travolti stanno lottando per risvegliare coscienza e consapevolezza e stanno contribuendo a far sbocciare una nuova maturità sulla bontà dei rapporti. Per il 74% le donne accolte dal centro di Padova sono italiane. 1 donna su 4 per le violenze subite ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. 1 tra le vittime ha avuto una prognosi di 45 giorni, ma solo 1 donna su 3 ha sporto querela o denuncia alle forze dell'ordine. Tra i problemi maggiori resta ancora quello del sostentamento, perché se 1 donna su 2 ha un lavoro, spesso lo stipendio non è tale da garantire una vita dignitosa lontana dall'autore della violenza. Dati che fotografano come la strada sia lunga e in salita, una strada che donne e uomini devono compiere le une accanto agli altri. Purtroppo è morto il 66enne colpito da un infarto che lo scorso 18 febbraio a Caldiero, nel Veronese, era stato soccorso da Matteo Ridolfi, il 14enne del vicino comune di Colognola ai Colli, che gli aveva praticato il massaggio cardiaco seguendo al telefono le istruzioni degli operatori del 118. Un intervento, quello del ragazzo, che qui vediamo con il presidente Fontana, che aveva consentito di rianimare l'uomo, poi trasportato a Verona nella terapia intensiva dell'ospedale di Borgo Trento, dove non ha più ripreso conoscenza. Giovanni Occhipinti, 66 anni, si è spento nei giorni scorsi per le conseguenze del grave attacco cardiaco e nonostante il tempestivo intervento di Matteo, che lo aveva tenuto in vita, un gesto che aveva fatto balzare il coraggioso ragazzino veronese agli onori delle cronache, che venendo ricevuto e premiato dal governatore Luca Zaia e dal presidente della Camera Lorenzo Fontana, che abbiamo visto in queste immagini. Davvero terrificante l'agguato a un 75enne che passeggiava a Mestre dopo aver fatto la spesa. È stato sorpreso alle spalle da un uomo che lo ha strangolato, lo ha soffocato fino a farlo svenire per rubargli un orologio di 98.000 euro. Aggredito alle spalle con una tecnica di soffocamento che gli ha fatto perdere i sensi e derubato di un orologio da quasi 100.000 euro e di un bracciale d'oro. Non è successo in un quartiere degradato nel cuore della notte, è accaduto di mattina in via Leardi. La vittima è un 75enne che rincasava dopo una serie di commissioni. A Mestre è l'episodio più eclatante di una serie di colpi contro gli anziani, con tecniche tipo quella dei finti abbracci, spacciandosi per conoscenti e sfilando orologi e portafogli. Il comitato di quartiere Pertini svolge periodicamente corsi che insegnano agli anziani a difendersi. Fortunatamente da noi atti di violenza per il momento non ce ne sono stati.
piuttosto tentativi di entrare nelle case degli anziani con la scusa di vedere fumi che escono fuori oppure per un cambio di caldaia. Riscontriamo una recrudescenza molto forte, diciamo che un 30% in più in poco tempo non è poco. Sicuramente va fatta sì un'opera sociale per portare le persone che vogliono farsi aiutare a tornare sulla retta via, ma va fatta anche, ed è importante, lo dico anche a nome di Fratelli d'Italia, un'opera proprio anche di repressione delle zone più preoccupanti che presentano situazioni totalmente illegali ogni giorno. Francesco Zingarlini è consigliere comunale con Fratelli d'Italia e da presidente della commissione consiliare che si occupa di sicurezza plaude ad iniziative come quella del comitato del quartiere Pertini a favore degli anziani. Anche in un'ottica di una futura amministrazione queste associazioni dovranno, secondo me, avere sempre più valore ed essere anche magari sovvenzionate dal comune. Questo è un aiuto importante che potremo assolutamente dare. In regia questa mattina Tony Esposito e Francesco Ceronna. Andiamo avanti con la cronaca. Un malore fatale ha stroncato Leonardo Florian, 24 anni, un atleta che militava nel Villorba Rugby. Il giovane viveva a Spresiano, la squadra si riunirà e deciderà se scendere o meno in campo nel prossimo fine settimana. Una tragedia immensa. Leonardo, 24 anni, rugbista del Villorba, viveva a Spresiano. Questa mattina era a casa con la mamma e il fratello, quando ad un tratto ha accusato un malore fatale che non gli ha lasciato scampo. La disperazione della famiglia, che ha subito allertato i soccorsi, ma per il giovane non c'era più nulla da fare. Increduli e scioccati i dirigenti della squadra. Fulmine, una mannaia, è una tragedia, potrei andare avanti ore a elencare aggettivi e ancora non essere in grado di farvi capire cosa stiamo provando. A parlare il presidente del Villorba Rugby, Mirko Piccolo. La sua voce si incrina quando pensa a Leonardo e a questa tragedia impossibile da spiegare e da accettare. Questo sport è talmente meraviglioso che crea dei legami. Quando si dice che è una seconda famiglia è per questo. I ragazzi comunque si legano a te, si legano alla società, si legano a tutti quei volontari che circondano la nostra società. Quindi è una casa grandissima. Non aveva mai avuto problemi, nulla che potesse far presagire ad una tragedia tanto grande. Niente faceva vedere una fine così. Io oggi sono andato a portare le condoglianze a nome della società ai genitori e loro mi dicevano che ieri sera hanno cenato ridendo, scherzando come nulla fosse. Leonardo è un ragazzo solare, sorridente, ci spiega, pieno di vita e amante di questo sport. Un ragazzotto di 120 kg, quindi muscoloso, non si direbbe che fosse un giocatore di rugby, perché la grinta la tirava fuori in campo nel suo ruolo di pilone, ma fuori era ben voluto e si faceva ben volere, educato, bravo. Su Facebook il cordoglio della squadra, Flo, era questo il soprannome dei compagni di squadra, era considerato come uno dei migliori uomini della mischia giallo-blu. Anche il sindaco di Spresiano Marco Della Peta, presa la notizia, ha detto: sono vicino alla famiglia in questo momento drammatico che ha scosso tutta la comunità. Una morte fa sempre male, ma quando morire un ragazzo così giovane fa ancora più male. A Treviso sono stati un quindicenne ed un tredicenne ad aggredire un ragazzino in zona stazione per sottrargli denaro e la tessera del bancomat e si sta accendendo ovviamente il dibattito sull'abbassamento dell'età dell'imputabilità penale per i minori che ora è fissato a 14 anni. Sentiamo. Hanno indicato loro stessi agli agenti il luogo nel quale avevano nascosto il bancomat rubato al quindicenne ed addosso avevano ancora i soldi presi dal portafogli del giovane. Nel giro di poche ore l'indagine della polizia sulla rapina verificatasi ieri all'ora di pranzo nei pressi del cavalcavia della stazione di Treviso si arricchisce di nuovi elementi che hanno portato all'identificazione di 2 dei 3 aggressori. Uno ha 15 anni ed è stato denunciato, l'altro ne ha solo 13, non è imputabile ed è stato affidato ai genitori. Manca ancora
all'appello il terzo giovane, ma è probabile che sia questione di ore per arrivare anche alla sua identificazione. I 3, nella folla di studenti all'uscita di scuola, hanno accerchiato la vittima, quindicenne, minacciandola e facendosi consegnare il portafoglio. È stato il ragazzo, ancora scioccato dall'accaduto, a chiamare la polizia. Ed in breve gli agenti, grazie anche alle immagini della videosorveglianza cittadina, hanno individuato i ragazzini. L'ennesimo caso di violenza tra giovanissimi che allarma e che ha riacceso, anche su richiesta di esponenti delle forze dell'ordine, il dibattito sull'abbassamento dell'età dell'imputabilità penale fissato a 14 anni. È chiaro che è un grido di allarme da questo punto di vista anche delle forze dell'ordine, perché se ritengono che bisogna abbassare la soglia di punibilità, però è anche un po' un fallimento della nostra società, perché se dei ragazzi di 13 anni non riescono a essere educati all'interno delle loro famiglie, come è successo sempre a noi, perché io avevo paura di mia mamma più che delle forze dell'ordine in primis, vuol dire che qualcosa nella nostra società è cambiato e che noi dobbiamo anche correggere questa struttura della società prima che andare ad abbassare la soglia, perché quanto sarà il limite della soglia? Il legislatore sicuramente lavorerà in tal senso, però io ripeto, sono le famiglie il punto di partenza, perché altrimenti non bastano soglie, non bastano punizioni, anche spesso sono dei ragazzi che non sanno neppure cosa sia una punizione, questo è il problema più grande. E adesso andiamo a Vicenza a sentire Luisa Bertini, perché stiamo seguendo i commercianti e i cittadini che sono sul sentiero di guerra per i troppi reati messi a segno contro negozi e abitazioni private. Vediamo. Siamo nel quartiere San Felice e per quanto riguarda il ripopolamento di questo quartiere, quali sono i suggerimenti di chi lo vive tutti i giorni? Per me, che lo vivo tutti i giorni e che abito in una zona molto vicina, ci vorrebbe intanto più pulizia, è sempre sporco, e poi anche forse un occhio di più da parte dei vigili che passassero. Ripopolare il quartiere non è tanto facile, ci sono molti negozi chiusi, ancora chiusi da anni, e forse se tutti fossero come questo negozio, tenuto bene, forse ci sarebbe la possibilità di farlo. Comunque io non perdo la speranza, sono ottimista e sono convinta che Vicenza rifiorirà. E secondo lei, per ripopolare questo quartiere, che cosa bisognerebbe fare? Cosa chiedete voi anche che siete nel commercio? Innanzitutto la pulizia, come diceva la mia amica, e poi più passaggio appunto delle forze dell'ordine, essere più tutelati. E per quanto riguarda gli eventi, che magari sia un quartiere più attrattivo, cosa proponete? Beh, quello sì, che ci siano più eventi, che possono venire anche la gente da fuori dagli altri paesi, perché so che negli altri paesi c'è più movimento che qui a Vicenza, che è sempre stato un po' mortuorio, diciamo. E quello sarebbe migliore, anche, non so, anche la sera. Ecco, che sia più movimentata anche la sera, così la gente esce di più, però con le forze dell'ordine che ci diano anche loro una mano. Questo io chiedo. Problematiche che lei rileva qui nel quartiere Santi Felice Fortunato, e quali sono, secondo lei, le iniziative da mettere in campo per ripopolarlo, quindi per riportare le persone qua? Beh, ci vorrebbe un po' di più di vigili anche, che passassero a controllare la via e organizzare qualcosa che possa aiutare a noi negozianti, che il periodo è un po' quello che è, alti e bassi, ma purtroppo la gente ha paura che venire in centro, in una situazione che siete parecchi sbandati anche, signora, capito? Lei mi diceva che il problema è anche un po' qui al parcheggio. Il parcheggio è sempre, la macchinetta del parcheggio è sempre fuori uso, perché o per tentare a scassinarla, e quindi la gente non riesce neanche a parcheggiare, si trova in difficoltà e vanno via, non riescono a parcheggiare, perché la maggior parte è rotta che ha la macchinetta del parcheggio e non va bene. E poi tanti negozi qua anche hanno chiuso l'attività, mi diceva lei. Tanti negozi hanno chiuso l'attività, purtroppo, come che si vede dappertutto comunque, non solo in Corso San Felice, il problema esiste in tutta la città. Purtroppo, essendo noi bravi a tenere botta, riusciamo, però la pure c'è sempre. Quartiere che va ripopolato, lei mi dice a partire dai negozi, cioè? A partire dai negozi, perché qua siamo pochissimi negozi, quindi negozi ci sono ma sono sfitti, non ci sono, negozi in centro sono uguali, quindi se non ci sono negozi un quartiere muore. Basta.
basta. Quindi lei pensa a incentivi anche? Incentivi soprattutto, perché siamo tassati come non so cosa, cioè ragazzi il 70% delle tasse è a carico nostro, aprire una serranda è tutto a carico nostro, se poi mettiamo affitti che sono qualcosa di impossibile, cioè, qui ancora forse ci manteniamo bene, ma se vai in centro, cioè 2.000-3.000 euro di affitti, ragazzi, non è più fattibile per noi commercianti. Come ripopolare Corso Santi Felice e Fortunato, ma in generale i quartieri? In generale i parcheggi e dopo gli affitti, che sono un po' eccessivi secondo me, e cambiare anche un po' la mentalità politica. Non c'è stata negli ultimi 20 anni, 30, la volontà di ravvivare il centro. E come si ravviva il centro? Qualche evento in più? Sì, tutto il discorso dei parcheggi prima di tutto e dopo anche il discorso degli affitti, che sono esagerati. Dalle 13 in studio l'onorevole Alberto Stefani, parlamentare della Lega, sindaco di Borgoricco, e parleremo dell'espulsione di Tony Darè, decisa ieri sera dal direttivo regionale a Noventa Padovana. Ma andiamo avanti per ora con la cronaca. C'è stata l'ennesima spaccata a Conegliano e in questo caso sono i cittadini che fanno la loro parte individuando il malfattore e contribuendo anche al suo arresto in questo caso. Vediamo. Ci hanno chiamato e ci hanno detto guarda che hanno sfondato il vetro del negozio vostro e sono entrati dentro. Abbiamo chiamato dei carabinieri e sono intervenuti subito. Il ladro entra in azione, in mano ha un tubo d'acciaio e un ferro ricurvo, eccolo, mentre punta alla macelleria. Ma l'obiettivo si rivela più difficile del previsto e allora ripiega su questo negozio, un money transfer. Conegliano, via Cavour, sono le 4 del mattino. Il colpo non passa inosservato. Tra i residenti della zona ce n'è uno che vede tutto e chiama i carabinieri. Noi siamo arrivati subito al negozio e abbiamo trovato 2 pattuglie di carabinieri che ringrazio tanto per la collaborazione e per la disponibilità. Ho visto il ragazzo che era arrestato, era dentro della macchina. L'arresto in flagranza di reato, lo straniero è poco più che maggiorenne, inseguito e fermato dai militari dell'Arma, è stato trovato in possesso di un centinaio di euro in contanti, praticamente il fondo cassa, e poi una trentina di schede telefoniche appena rubate. Messo alle strette, il ragazzo rivela anche il luogo dove aveva trovato gli attrezzi usati per lo scasso, un cantiere poco lontano. La denuncia depositata questa mattina dalle mogli di Ahmed. L'arrestato dovrà rispondere di furto aggravato. Non è l'unico sbandato, sono tanti sbandati, perché noi abbiamo un negozio, l'attività da anni e siamo di fronte al parco che vediamo tutti i giorni. Io spero che le forze dell'ordine davvero intervengano sui parchi di Conegliano per bloccare il fenomeno. Un fenomeno che si sta allargando, lo racconta Ahmed, in Italia da 30 anni. Nelle sue parole anche un appello ai suoi connazionali stranieri a trovarsi un lavoro onesto. Io chiedo ai stranieri soprattutto, basta che mandare un curriculum o andate all'ufficio del collegamento che il lavoro c'è, invece di passare la giornata sopra una panchina al parco senza nulla facendo. Ci sono polemiche per la prossima manifestazione per la sicurezza a Mestre, dove farà una parte da protagonista la comunità bengalese. Il sindaco Brugnaro dice va bene ma niente strumentalizzazione. La comunità bengalese che conosco è gente seria, che ha attività, che è gente che lavora, è da capire chi parla a nome di chi. Io non penso si possa parlare a nome della comunità italiana, no? Com'è che qualcuno parla a nome della comunità bengalese? Chi l'ha autorizzato? Ci sono state fatte elezioni democratiche in questo senso? Questo è il punto. Dopo quella dell'anno scorso, la nuova marcia per la sicurezza in programma a Mestre, che vede in prima fila la comunità bengalese, anche a seguito dell'accoltellamento del connazionale che gestisce un locale in Corso del Popolo, è diventata ormai un dibattito quotidiano e non privo di polemiche che arriva fino al sindaco Luigi Brugnaro. Nel comune di Venezia vive la comunità bengalese più grande d'Italia dopo Roma, stimata solo a Mestre in circa 8.000 persone. Commentando la nuova manifestazione per la sicurezza, Brugnaro parte da un'altra manifestazione contro la guerra a Gaza, datata 5 febbraio.
mi pare alcune persone anarchici a Venezia hanno organizzato una manifestazione per la Palestina e avevano dichiarato 5-6 persone di presenza. Sono cose normali che succedono, no? Quel giorno, alla sera, si sono presentate 800 bengalesi e non sapevamo che ci fosse una pubblicità su sta roba, perché vuol dire che c'è una rete che utilizza le manifestazioni probabilmente anche a fini che non sono propriamente quelli magari di una nobile causa, ma magari sono già attività politiche. Quella del sindaco è un'analisi a tutto campo che comprende anche un'altra polemica serrata del momento, con Enrico Marchi, presidente di Save, la società che gestisce tra gli altri il Marco Polo, dopo l'aumento di 2,5 € della tassa d'imbarco aeroportuale decisa dal Comune di Venezia. Forse è già partita la campagna elettorale, allora se è, magari lo dicono alla comunità bengalese che stanno strumentalizzando appunto episodi reali di insicurezza eccetera, magari c'è qualcuno che lo scrive anche su qualche giornale, ci sono anche i proprietari di giornali fra l'altro, l'ho scoperto col Domani, era da Benedetti, adesso vediamo Nuova Venezia, ho visto un sacco di articoli che mettono in risalto tutte le nostre cose positive in città, sappiamo adesso chi è il proprietario, abbiamo capito, è iniziata la campagna elettorale, però giusto dirlo alla gente che non partecipi a manifestazioni che poi sono evidentemente strumentalizzabili e strumentalizzate, è molto evidente il fine. Vediamo se riusciamo a far cagnara. Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, e restiamo a Mestre, a Venezia, in attesa della consegna delle consulenze tecniche da parte dei periti. Si apre il capitolo dei risarcimenti ai familiari delle vittime della strage del bus precipitato dal cavalcavia a Mestre. Ci sono in ballo decine di milioni, per cui l'assicurazione è intenzionata a rivalersi sul comune. Vediamo. Si calcoleranno complessivamente sull'ordine delle decine di milioni di euro i risarcimenti ai parenti delle vittime della strage del bus caduto dalla rampa Rizzardi tra Mestre e Marghera il 4 ottobre. 21 morti, tutti turisti, tranne l'autista Alberto Rizzotto, e 15 feriti. L'indagine è ancora in corso e la consegna delle consulenze tecniche dei periti dovrebbe avvenire la settimana prossima, ma attraverso la formula dell'acconto volontario, Allianz, la società assicuratrice della linea, ha già avviato trattative per i risarcimenti con i legali di chi si costituirà parte civile. Si parla di cifre che si aggirerebbero singolarmente tra i 200 e i 300 mila euro, per le quali Allianz avrebbe intenzione di rivalersi sul Comune di Venezia. Sul tavolo c'è infatti la sua possibile responsabilità per lo stato del guardrail. Non lo so, c'è un'inchiesta in corso, noi siamo aperti, non ho mai parlato dell'inchiesta, non lo faccio neanche oggi, ovviamente sarà la magistratura a decidere cosa deve essere fatto, non ho niente da dichiarare proprio. I turisti deceduti in quel drammatico incidente erano tutti stranieri, tranne il Sudafrica, tutti europei, dalla Francia all'Ucraina, dal Portogallo alla Romania. Oltre ad Allianz sono coinvolti anche un paio di società italiane specializzate nel risarcimento danni, in quello che rappresenterà un capitolo importante del processo che dovrà chiarire cause e responsabilità di uno degli incidenti stradali più gravi mai capitati a Venezia. Servizio di Filippo Fois con i registi Tony Esposito e Francesco Cerone. Andiamo in pubblicità, 2 minuti e poi saremo qui in diretta con l'onorevole Alberto Stefani. A tra poco, state con noi. Saluto e ringrazio molto il segretario regionale della Lega, l'onorevole Alberto Stefani. Buongiorno a tutti e soprattutto mi permetta di fare tantissimi auguri oggi che è la festa delle donne e quindi auguri a tutte le donne che ci stanno seguendo. Bene, bene. Sì, è una festa importante, ci sono tante manifestazioni, ci sono anche, c'è il ricordo di tante, purtroppo molte donne che hanno perso la vita, l'ultima Sara Buratin, per non parlare di Giulia Cecchettin, Vanessa Ballani, insomma purtroppo un lungo elenco. Onorevole Stefani, allora ieri sera a Noventa Padovana il direttivo regionale ha deciso l'espulsione di Tony Darè, è una decisione che poi sarà ratificata dal Consiglio federale, no? È finita, mi pare, 15-3, 15-4, questa quindi la maggioranza ha deciso perché Tony Darè uscisse definitivamente dal partito. Sì, una scelta sicuramente sofferta come sono tutte le espulsioni, però in un partito esistono delle regole
esiste una tolleranza che è stata ampiamente oltrepassata, ma soprattutto esiste anche un partito che è giusto che si faccia sentire poi in queste decisioni. Tra l'altro i membri del direttivo sono tutti espressione dei militanti, perché i membri del direttivo regionale sono eletti dai congressi regionali, e quindi è stata una discussione interna tra persone che rappresentano la base e rappresentano i militanti. In passato ci sono state molte più espulsioni, insomma chi segue la Lega da anni lo sa molto bene, molte di più di quelle che sono state adottate durante la mia segreteria regionale, perché in soli 3 anni abbiamo espulso 3 persone e quindi credo che il dato sia assolutamente indicativo. Penso anche al fatto che in passato anche chi oggi magari come Tony Darè critica questo provvedimento, insomma mi sembra che in passato provvedimenti di espulsione siano stati fatti per molto meno. Chi ascolta da Treviso sicuramente ricorderà Beppi Covre, che è stato espulso perché aveva criticato la linea del partito in merito al referendum costituzionale. Se era vero questo, cioè se meritava l'espulsione lui, che insomma rappresentava la storia anche lui della Lega in Veneto, in particolare in provincia di Treviso, non capisco perché non ci possa essere un provvedimento disciplinare nei confronti di chi da 3 anni va contro la linea di partito e ha offeso il segretario federale. Senta, poco fa la conferenza stampa di Tony Darè a Vittorio Veneto, tra le altre cose ha detto è stato un pretesto per farmi fuori, e poi da qui dice nascerà la nuova Lega Nord. Ma guardi, premesso che io non ho niente di personale contro Tony Darè, lui lo sa, ci siamo confrontati più volte gli avevo detto insomma di non continuare ad uscire sulla stampa finché a un certo punto il segretario deve fare anche il suo ruolo, deve difendere il proprio movimento politico. Credo anche che siamo in un momento in cui i veneti non siano particolarmente interessati da questo tipo di vicende interne ad un partito, ma siano interessati a dei risultati che la politica è chiamata a portare a casa. E tutti i rappresentanti istituzionali, dai sindaci ai consiglieri regionali, ai parlamentari, agli europarlamentari, tutti sono chiamati a portare a casa questi risultati. Primo tra tutti l'autonomia. Allora, parliamo di 30 anni di battaglie della Lega, ma l'autonomia la stiamo portando a casa in questo momento storico. La stiamo portando a casa con Salvini, segretario federale, dopo un grande percorso che è nato da Luca Zaia e dalla Regione del Veneto. E se la stiamo portando a casa è perché c'è una classe politica della Lega in questo momento che sta collaborando per arrivare al risultato. In soli 12 mesi la legge sull'autonomia è stata incardinata al Senato, votata in Commissione Affari Costituzionali al Senato, votata in Aula al Senato, e adesso sono iniziate ufficialmente da qualche ora le audizioni in Commissione Affari Costituzionali alla Camera. Questo significa che nei prossimi giorni ci sarà poi la votazione in Commissione e entro, noi consideriamo maggio o giugno, vogliamo portarla in aula. Questo significa che entro giugno la legge sull'autonomia sarà approvata dal Parlamento italiano. Questa è una sfida vinta dopo 30 anni. Allora è inutile continuare a lavorare su nostalgie, perché se noi consideriamo la Lega degli ultimi 30 anni, non è sempre stato rose e fiori. Io lo posso anche dire perché nonostante la giovane età sono in Lega da 15 anni, da quando ero bambino di fatto, e non mi pare di aver visto sempre la Lega al massimo dei consensi, non mi pare di aver visto la Lega che ha sempre portato a casa dei risultati. Io credo che qualche errore in passato sia anche stato fatto e credo che anche gli elettori si siano fatti sentire in ordine a quegli errori e abbiano dato anche delle sollecitazioni magari per migliorare. Quindi sinceramente a me non piace vivere di nostalgie. Credo anche che questo partito abbia tutte le forze, tutte le energie al suo interno per rinnovarsi e per costruire una classe politica anche nei prossimi 50 anni. Credo anche che ci sia una nuova generazione che sta crescendo all'interno di questo movimento, che all'interno delle aule parlamentari si sta facendo valere, che sta portando a casa risultati, perché poi gli slogan sappiamo dirli tutti. Tutti sappiamo sventolare la bandiera di San Marco e parlare, possiamo dire, alla pancia delle persone. Adesso serve portare a casa i risultati. I risultati si portano a casa con studio, con qualità,
con professionalità e con sacrificio nelle istituzioni. Magari questo fa meno notizia rispetto a dichiarazioni strampalate sulla stampa, ma fa molto più risultato poi quando si parla di confrontarsi con i cittadini. Io sono sindaco di un comune, so che i risultati più importanti si ottengono lavorando all'interno degli uffici, lavorando all'interno di un comune. Non si fanno e non si ottengono parlando a vanvera sui giornali. Questo è quello che credo che i veneti abbiano bisogno, perché sta nell'essere veneto anche la capacità di imparare ad apprezzare i fatti, di imparare ad apprezzare i risultati, imparare ad apprezzare il lavoro svolto, molto meno le chiacchiere che lasciano il tempo che trovano. Ecco, onorevole Stefani, un confronto molto serrato in vista delle elezioni tra alleati, cioè tra la Lega e Fratelli d'Italia. Per le regionali Giorgia Meloni ha dato un'indicazione molto precisa, vorrebbe ovviamente un esponente di Fratelli d'Italia, c'è però ancora l'incognita del terzo mandato, quindi a oggi non sappiamo ancora se il Presidente Zaia potrà ricandidarsi o meno. Non dovesse ricandidarsi il Presidente Zaia, quali sono gli scenari per quanto riguarda proprio il Carroccio? Ma premesso che io sono il primo firmatario della proposta di legge che mira ad ottenere il terzo mandato per Luca Zaia, questo non solo perché Zaia è un grandissimo presidente del Veneto, perché ha incarnato lo spirito anche di questo territorio e non è da tutti, ma anche perché ritengo che sia un fattore di democrazia permettere ai cittadini veneti di poter votare il proprio presidente senza vincoli imposti da Roma o imposti dall'alto. Detto questo, la Lega ha già iniziato un percorso in questi mesi, già alle elezioni provinciali, di creazione di un polo identitario che raggruppi oltre alla Lega le liste autonomiste e le liste civiche e territoriali, che rappresentano la maggior parte poi del consenso territoriale del Veneto, perché nei comuni ci sono delle liste civiche che da anni, dei gruppi politici che da anni portano consenso, che da anni sono affinati dall'amministrazione locale, che da anni sono all'interno dei municipi e che sanno come si fa amministrazione locale. Noi questo lo vogliamo portare anche a livello provinciale e anche a livello regionale, quindi la Lega ha già iniziato un percorso di relazione con queste liste territoriali, siamo pronti a lanciare un polo identitario anche alle elezioni comunali prossime e quindi nel corso dei prossimi giorni presenteremo anche i nostri candidati sindaci in autonomia. Poi lì dove non si trova la quadra noi presenteremo la nostra offerta politica, perché è giusto che i cittadini nei comuni del Veneto sappiano chi hanno davanti. Non possiamo presentarci agli elettori a un giorno dalla presentazione delle liste e pensare che un candidato posto dall'alto, così come è avvenuto in Sardegna, possa vincere in quel comune. Non funziona così. Noi esperienza nelle elezioni amministrative, nelle amministrazioni locali ce l'abbiamo da 30 anni, vogliamo metterla in campo, presentare i nostri candidati, presentare i nostri programmi elettorali, chiedere alle persone la fiducia su quello che vogliamo fare, non su programmi imposti all'ultimo e magari costretti da una coalizione che però non porta beneficio per quel comune. Il primo interesse che deve avere un politico, un sindaco per il proprio comune è fare l'interesse dei propri cittadini. La coalizione e gli altri ragionamenti politici ed elettorali vengono dopo. Ecco, quindi per polo identitario si intende questo? Si intende questo, un percorso della Lega che parte in solitaria insieme a queste liste civiche e territoriali che da anni fanno parte della storia dei vari comuni di questo territorio, e poi chiaramente se gli altri alleati vogliono aggregarsi, ben venga, la porta è assolutamente aperta nell'alveo del centrodestra. Di sicuro non ci faremo trascinare per settimane e settimane e poi ci dobbiamo presentare all'ultimo con un candidato. Per noi non funziona così, noi vogliamo guardare in faccia i nostri cittadini, vogliamo guardare in faccia i nostri elettori, vogliamo presentare i nostri ragazzi e anche le figure di esperienza che all'interno delle liste sono presenti e che vogliono amministrare i propri comuni. Ecco, onorevole Stefani, perché tutti i nostri telespettatori comprendano, quindi diciamo alle prossime amministrative la Lega correrà da sola in tanti comuni, insomma. In molti comuni correrà da sola con una serie di liste civiche, in altri comuni correrà in coalizione lì dove magari a livello territoriale già si è trovata una quadra.
di sicuro non attenderemo fino alla fine, fino al giorno prima della presentazione delle liste per trovare delle quadre. I cittadini hanno bisogno di risposte. Per me, da sindaco, vengono prima i cittadini, vengono prima i veneti e poi vengono le questioni di partito e le questioni di coalizione in particolare. Senta, si voterà in Abruzzo in questo fine settimana, ovviamente i risultati in Sardegna sono stati sconfortanti per il centrodestra, però diciamo, la coalizione ritiene che in Abruzzo potrà vincere Marsilio. Lei crede che ci sia questa Io credo che la Lega farà anche un buon risultato e credo che la coalizione di centrodestra abbia tutte le carte in regola per poter vincere le elezioni regionali in Abruzzo. Io credo che in Sardegna invece sia stato fatto un errore diverso, lo stavo appunto dicendo prima, il fatto di presentare un candidato all'ultimo imposto dall'alto togliendo un uscente che era di un altro partito peraltro, quindi la gente poi non ha compreso questa scelta, anzi io penso l'abbia punita, tra l'altro mettendo una persona che a Cagliari, nel suo comune, ha fatto il peggior risultato della Sardegna, quindi non sempre il voto nazionale poi si ripercuote a livello locale. Spesso a livello locale ci sono dinamiche che vanno ascoltate, che vanno comprese, che vanno capite e che vanno messe in pratica, e quindi è per questo che noi vogliamo lanciare questo polo identitario, perché vogliamo ascoltare i territori, vogliamo ascoltare i comuni, vogliamo ascoltare gli amministratori locali e permettere a questi amministratori locali di avere e di portare la voce delle proprie comunità in sede regionale. Onorevole Stefani, un altro argomento proprio che è su tutte le prime pagine è quello dei dossieraggi, no? Ha detto ieri il procuratore Cantone, ha detto sono numeri mostruosi, no? Ci sono stati 30.000 accessi illegali all'interno dei file della procura antimafia. Quindi qua ovviamente l'indagine andrà avanti. Tutti coloro che se ne stanno occupando dicono che bisogna arrivare ai mandanti. Che tipo di, voglio dire, questi dati, non si sa bene come siano stati utilizzati, a parte diciamo, il trasferimento dei dati a dei giornalisti del Domani, che è la testata di De Benedetti. Ma che altro uso si può ipotizzare? Beh, diciamo che è una vicenda, mi lasci dire, direttore, molto inquietante, perché pensare che ci siano degli organi dello Stato, non degli organi privati, degli organi dello Stato che vendono notizie ai giornali, se così sarà confermato, per cui io resto garantista anche nella peggiore delle ipotesi, se così sarà confermato, è qualcosa di veramente grave per uno Stato. Stiamo parlando di un caso di spionaggio di Stato a tutti gli effetti, con notizie passate ai giornali, probabilmente per deviare il corso democratico del nostro Paese. Questo è ancora più grave, e la cosa più grave è che tutto questo avvenga, e questo i cittadini lo devono sapere, con soldi pubblici, cioè con i soldi delle tasse dei nostri cittadini. Questi spiano figure politiche, figure di primo piano della scena diciamo governativa, per magari metterli in difficoltà, far uscire notizie tramite qualche giornale e ledere il corso democratico, democraticamente eletto, diciamo, scelto dai cittadini italiani. Per me è qualcosa di una gravità inaudita. Comunque la Commissione Antimafia farà chiarezza in tutto questo. Io spero in cuor mio che tutto questo sia ancora assolutamente inventato. Purtroppo dalle notizie che abbiamo così non sembra essere, anzi Cantone insomma ha dichiarato che gli accessi ci sono stati. Tra l'altro parliamo di accessi di informazioni assolutamente riservate, di informazioni personali, e io penso ai cittadini a casa che sanno quante firme e quanta delicatezza c'è poi nella privacy, no? Nei dati personali. Fanno firme, fanno 10 firme soltanto per mandare avanti una pratica anche in materia di privacy, e penso che invece degli organi dello Stato che dovevano essere deputati al controllo e al rispetto di quei diritti civili, non solo di privacy ma anche ovviamente di non essere leso nella libertà personale, perché uno può essere intercettato soltanto a seguito di un'indagine, una notizia di reato, così funziona in un paese civile. Tutto questo è stato calpestato con i soldi pubblici degli italiani, e io trovo vergognoso che ci sia
un caso di questo tipo e spero che venga fatta chiarezza, soprattutto per comprendere se qualche giornale abbia attaccato la Lega per motivi di carattere diciamo strumentale. Penso che questo partito abbia avuto molti attacchi da parte di certa stampa, spesso infondati. Non vorrei che qualche attacco fosse arrivato proprio grazie a questo sistema che è assolutamente illecito, ma che soprattutto vuole deviare il corso democratico del Paese. Chi ha votato Lega l'ha votato perché la Lega possa governare e possa esprimere la propria azione politica, così come ha fatto Matteo Salvini da Ministro degli Interni bloccando gli sbarchi. Mi spiace che anche in quel caso gli sbarchi azzerati siano stati poi bloccati da un'inchiesta giudiziaria. Davvero si aprono degli scenari davvero molto, a dir poco, inquietanti. Tra l'altro si fa riferimento a dati che potrebbero essere stati trasmessi a servizi segreti stranieri, alla criminalità organizzata. Cioè sì, peraltro questo anche, e questo lo dico soprattutto in difesa e a tutela dei tantissimi magistrati che invece fanno il proprio dovere e magari non hanno la visibilità di altri magistrati, ma che fanno il proprio dovere e magari che rischiano la vita anche in alcune parti di questo Paese, perché io sono assolutamente convinto che la stragrande maggioranza della magistratura sia fatta da persone che nella vita hanno studiato tanto e hanno avuto anche un percorso importante e che siano in grado di superare ovviamente questi magari stereotipi che potrebbero crearsi in casi di questo tipo e quindi in nome di chi fa tutti i giorni il proprio dovere e anche in nome di tantissimi giornalisti che tutti i giorni fanno il proprio dovere ed esercitano il proprio lavoro, credo che su questo vada fatta forte chiarezza, perché gli italiani devono poter votare senza poi vedere il proprio leader o il proprio partito infangato ingiustamente dai giornali. È vero, devo dire che anche per i giornalisti, per la nostra categoria, è una brutta vicenda, perché poi si rischia di far passare per pennivendoli tanti colleghi che lavorano seriamente, onestamente, affidandosi a fonti ufficiali attendibili e non a fonti illegali e illegittime come in questo caso. Allora andiamo 2 minuti di pubblicità, poi torniamo con l'onorevole Alberto Stefani, a tra poco, grazie. Allora, di nuovo in diretta con Focus TG, con Alberto Stefani, che è anche presidente della Commissione bicamerale per il federalismo, sindaco di Borgoricco, parlamentare della Lega. Abbiamo parlato e stiamo parlando dell'espulsione di Tony Darè, decisa ieri sera a Noventa Padovana dal direttivo regionale. Ieri sera a Focus su questo è intervenuto anche il sottosegretario alla giustizia della Lega, Andrea Ostellari. Sentiamo cosa ha detto. Quanto ai veneti interessa la vicenda di Tony Darè all'interno del gruppo della Lega? Io credo che interessi relativamente, anzi poco. Credo che in realtà ai veneti interessi molto di più quello che sta accadendo, quello che vorremmo proporre e che vorrebbero sentirsi magari dire dalla politica, cosa accadrà un domani per il Veneto e per questo Paese, quali sono le ragioni che oggi possono portare ancora le persone, ad esempio, al voto. Quindi io non so se effettivamente è di interesse pubblico la vicenda di Tony Darè. Io credo che la vicenda di Tony Darè sia arrivata normalmente e direi anche quasi da un punto di vista fattuale anche normalmente a un suo epilogo, che il suo epilogo è quello che non poteva essere diverso. Nel momento in cui tu stai all'interno di un partito e decidi di dire quello che ha detto Tony Darè, o te ne vai o evidentemente devi anche essere disposto a subire le decisioni
che vengono, attenzione, assunte sì all'interno di un direttivo regionale, ma sono decisioni che anche la base chiede. Cioè la base di questo nostro movimento chiede di finirla con le beghe interne, soprattutto quando queste beghe interne sono sviluppate, portate all'esterno attraverso interviste fuori luogo, quantomeno fuori luogo. Questo era il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. Ieri tra l'altro abbiamo fatto degli ascolti record, avete visto anche gli altri ospiti. Espresso prima e lo ribadisco, cioè sul punto ai veneti interessa poco questa vicenda che è stata discussa all'interno di un consesso democratico dai membri del direttivo regionale eletti dai militanti, quindi espressione di tutta la base dei militanti del Veneto. Chiaramente sono sempre scelte sofferte quelle delle espulsioni, ma sono scelte in qualche caso inevitabili. Poi io penso anche che in un partito ci sia la necessità nel corso del tempo di rinnovarsi, che ci sia la possibilità anche di uno spazio per una nuova classe dirigente, perché non per forza chi ha fatto politica per 40 anni debba tenersi la poltrona. Cioè, diciamolo apertamente, insomma, chi ha fatto politica per 40 anni all'interno di questo movimento politico non ha un diritto di prelazione. Ogni tanto mettersi a disposizione del partito, a disposizione dei giovani, magari fa anche fare una più bella figura di quella di chi resta attaccato alle proprie prese di posizione. Ci sarà spazio anche per tanti amministratori, è un partito che ha voglia di guardare avanti. Se guardiamo alla Lega degli ultimi 30 anni, io penso che i risultati più importanti in materia di autonomia li stiamo portando a casa adesso e i fatti sono qui a dimostrarlo, perché non era mai successo in 30 anni di Lega che l'autonomia arrivasse ad essere votata in Parlamento. Siamo quasi al punto di approvarla in aula alla Camera. Mi spiace che l'attenzione mediatica spesso non ci sia su questo tema, invece ringrazio lei direttore, perché io ho avuto modo più volte di venire in questa sede a illustrare il percorso dell'autonomia e questo è quello che interessa ai veneti. L'autonomia sta per essere portata a casa per la prima volta dopo 30 anni. Personalmente penso che tutto il resto siano questioni di serie C, per non dire altro. Ecco, d'altra parte appunto si spiega il silenzio assordante in genere di televisioni e giornali, perché dell'autonomia hanno davvero un'inspiegabile paura, pensano alla sottrazione del potere ancora, la secessione dei ricchi, Serie A, Serie B, insomma è una roba davvero sconcertante. Tornando alle amministrative, onorevole Stefani, a Bassano del Grappa ci sono acque agitate nel centrodestra in vista delle amministrative. Il centrosinistra ha già scelto un proprio candidato, Roberto Campagnolo, che è l'ex vice sindaco con Riccardo Poletto. Del centrodestra ancora marasma, tante ipotesi, si parla addirittura di una lista civica della sindaca Elena Pavan. Ma su Bassano, come in altri comuni, il confronto con le altre forze politiche di centrodestra è attivo. Noi contiamo nel corso dei prossimi giorni di chiudere i tavoli delle trattative con una proposta seria, plurale, che aggreghi anche liste civiche, perché quello che conta nei comuni, i sindaci lo sanno, è anche il consenso territoriale e mettere persone presentabili. È inutile andare col simbolo Lega o col simbolo Fratelli d'Italia o col simbolo PD e poi mettere delle persone che non sanno fare. Serve mettere persone presentabili, come in tutti i comuni, questo è quello che conta e quindi è importante fare un grande lavoro anche di aggregazione, quindi se serve qualche giorno in più lo si prende, ma l'importante è arrivare poi davanti agli elettori con una coalizione plurale, di più liste, capace di parlare al territorio. È inutile presentarsi solo con i simboli di partito, perché spesso solo con i simboli di partito si resta confinati all'interno di un percorso partitico, invece nei territori serve parlare alla gente e questo è quello che secondo me è opportuno fare anche a livello provinciale, che abbiamo già fatto, e soprattutto a livello regionale alle prossime elezioni regionali, perché quello che conta per i veneti, e i veneti lo sanno benissimo, gli elettori lo sanno benissimo, sono le persone presentabili, pulite, anche giovani,
anche persone che vengono dal mondo dell'associazionismo e dal mondo del volontariato. Servono anche persone nuove, e lo dico con buona pace di chi pensa che ancora la politica possa andare avanti con persone che hanno 40 anni di esperienza politica e che invece di mettersi al servizio magari dei più giovani restano confinati in beghe di partito. Per me tutto questo deve finire. Grazie molte all'onorevole Alberto Stefani, grazie davvero per essere stato con noi. Stasera ci rivediamo a Focus alle 21:15. Saluto i nostri registi Francesco Ceron e Tony Esposito. Ovviamente restate con la nostra programmazione, con le nostre reti che come sapete sono Rete Veneta, Antenna 3 Nord-Est, Tele Nord-Est, Tele 4 a Trieste e da pochi giorni anche Udinese TV 12 che garantisce al gruppo Media Nord-Est una totale copertura del nostro territorio. Grazie, buona giornata, arrivederci.